Giulia Feste ritorno, la divisione Giulia Feste ritorno, anche se poi il battaglione Simona rimase in mezzo al mare affondato sulla Galilea da un sommergibile inglese. Feste ritorno, ma non era finita lì, perché si prestava davanti a loro un'altra campagna, era quella di Russia. Allora si disse che gli italiani erano già partiti nel 40, nel 41 e erano giunti altri soldati, perché qualcuno disse che sul piatto della pace 250.000 persone fanno più spessore rispetto a 130.000, e quindi mandiamo gli alpini, mandiamo sul Caucaso, mandiamo sulle montagne, anzi no, li mandiamo sul Dome. Anche questa volta si libera uno nel deserto, sul Dome era uno in pianura, con armamenti di artiglieria da montagna. Anche qui potremmo aprire grandi pagine. Adesso vi raccontiamo alcune storie. Cominciamo con l'ultima, forse quella che è stata la liberazione per quei pochi che sono tornati, Nikolaevka. Noi abbiamo avuto la fortuna di cantare durante i armi davanti a tanti reduci, anche dopo, finché ci sono stati. Ed è stato sicuramente un grande onore. I nostri gruppi sono stati composti da quelle persone che hanno sofferto, hanno patito e poi con tanta umiltà hanno saputo costruire e portare un'Italia migliore. A loro va il nostro saluto, il nostro ricordo. Ebbene, anche la storia, scusate, e Nikolaevka sicuramente la rappresenta benissimo. Non ci sono parole, c'è solo questa parola, Nikolaevka, un grido liberatorio per riuscire a tornare a Baita, come si diceva allora.